I furti in abitazione sono ormai una presenza costante, un fenomeno che non fa dormire sonni tranquilli nemmeno alla comunità dell'Alta Padovana. I cittadini non si sentono più sicuri. Numerose infatti le chiamate al 112 per tentativi di effrazioni e furti. Particolarmente colpita l'area del Campo San Pierese, con 9 interventi effettuati dai carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno intensificato il pattugliamento per contrastare i raid notturni. A Villa del Conte poi il comune ha diffuso un avviso alla cittadinanza dopo le numerose segnalazioni di furti, sia tentati che andati a segno. Con un pizzico di rabbia, ma soprattutto con un grande senso di impotenza, sono a confermare che anche a Villa del Conte sono tornati in maniera importante i furti in abitazione. Dopo un periodo di tregua di qualche mese rispetto all'inizio dell'estate scorsa, in questi giorni, come in tutta l'Alta Padovana, e mi risulta anche ben oltre i nostri territori, sono tornati a far presenza e razzia quelli che io chiamo dei delinquenti senza scrupoli, visto che accedono nelle nostre case andando a ledere quella che è la nostra intimità e soprattutto a volte purtroppo lo fanno anche con le persone dentro casa. Il messaggio delle autorità locali è il medesimo: restare uniti e vigili è fondamentale. Vi chiedo innanzitutto di tutelare gli anziani e i bambini, evitando di lasciarli soli, soprattutto all'imbrunire. Naturalmente cerchiamo di custodire le nostre case, se usciamo di casa attiviamo i sistemi d'allarme, chiudiamo sempre porte e finestre, sfruttiamo quello che è il sistema di controllo di vicinato che esiste da tanti anni e che funziona molto bene, che vede molte persone partecipare e che ci aiuta a controllarci in maniera reciproca. Naturalmente dal canto nostro, con una grande collaborazione delle forze di polizia, abbiamo attivato i maggiori controlli, maggiori pattuglie sia dei carabinieri che della polizia locale, e se ci sono situazioni di sospetto o naturalmente di pericolo attiviamo subito il 112.